Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo giovedì 18 aprile per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Una notizia su tutte sconvolgente che arriva da Dosson di Casier. Fra pochissimo ci collegheremo con la nostra Daniela Sizzia che sta raggiungendo il sindaco Renzo Cararetto in comune con Nicoletta Rizzetto. La morte di questo piccolo, lo vedete in foto, il piccolo Matteo Vidali, 1 anno e mezzo, è morto in ospedale a Treviso dopo giorni di agonia. Domenica era stato travolto dall'auto del padre in retromarcia. È successo nel giardino dell'abitazione. Una tragedia di cui si è avuto notizia di fatto in queste ore. Il bambino domenica pomeriggio era stato portato dopo l'incidente al pronto soccorso. Qui è stato ricoverato in rianimazione. Il suo cuore si era anche fermato per diverse decine di minuti. Disperati i tentativi effettuati dagli infermieri dell'ospedale trevigiano. 2 giorni di agonia, vi dicevo, e questo bambino di 1 anno e mezzo, Matteo, è morto. I sanitari non sono riusciti quindi a salvarlo nonostante si siano effettuate tutte le terapie del caso. È stata disposta da parte della Procura della Repubblica di Treviso l'autopsia sul corpicino e ovviamente c'è un fascicolo aperto in procura. Potete capire quindi i risvolti di questa tragedia. Vi dicevo che Daniela Sizzia sta raggiungendo il sindaco Cararetto in comune e vi posso anche dire che fra qualche minuto saremo in grado di farvi sentire anche le parole del nonno paterno del piccolo Matteo, quindi pochi istanti e andremo ovviamente a Dosson di Casier per raccontarvi di questa tragedia davvero indescrivibile. E a proposito di tragedie, c'è stato un incidente mortale poco prima della mezzanotte in A34 a Gradisca di Sonzo, vittima un uomo di 66 anni residente a Mestre. Nella notte incidente mortale per un motociclista sull'autostrada A34 in direzione Villesse, come si vede dalle immagini realizzate da ilgoriziano.it. Stando a quanto comunicato dalla Sores, l'incidente è avvenuto alle 23:33 di mercoledì 17 aprile per cause che sono ancora in corso di accertamento. Un motociclista veneto di Mestre, per l'esattezza classe 1957 ET, le sue iniziali, stava percorrendo la A34 tra Gorizia e Gradisca di Sonzo, direzione Villesse, e secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato travolto da un tir guidato da un uomo di 60 anni proprio poco dopo l'imbocco dell'autostrada a Gradisca, trascinato poi per alcuni metri e finito vicino a un altro tir che era fermo in una piazzola per la sosta notturna. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari della Sores, i vigili del fuoco e 2 pattuglie della polizia stradale. Ma per il motociclista non c'era nulla da fare. La corsia è stata chiusa per i rilievi del caso e per questo ci sono stati anche dei rallentamenti al casello verso la 4. Intanto proseguono le indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente costato la vita al motociclista di Mestre. E c'è stato in nottata anche un incidente sul lavoro. Siamo nella Marca orientale a Mansuè, in Viale delle Industrie, presso un'impresa di componenti di arredo e mobili. Un dipendente classe 1975 impegnato in operazioni di scarico di un container con muletto si è procurato una gravissima lesione alla mano sinistra. Sul posto per accertamenti, oltre ai sanitari che hanno soccorso l'infortunato, anche i carabinieri e lo Spisal. Di incidenti sul lavoro parleremo anche fra pochissimo, collegandoci con Mestre, perché c'è una mobilitazione dei sindacati in atto, una mobilitazione per dire basta a tutti questi infortuni, a questi incidenti sul lavoro. Sullo sfondo, come sempre, c'è la tragedia di Suviana, tragedia che vi ricordo ha avuto un attributo pesantissimo di vittime, tra queste anche un padovano, Adriano Scandellari, e poi ci sono 2 feriti ancora molto gravi, veneti, un uomo appunto di Noventa Padovana e un altro del veneziano, rispettivamente ricoverati all'ospedale di Parma nel reparto di rianimazione al centro grandi ustionati di Pisa.
Siamo sempre in attesa di collegarci con Daniela Sizia. Fra poco arriverà in comune a Dosson di Casier per intervistare il sindaco Renzo Carraretto. La tragedia è quella che vi abbiamo raccontato poco fa, questo bambino di 1 anno e mezzo travolto e ucciso dall'auto del padre in retromarcia. Abbiamo anche la testimonianza del nonno, fra pochissimo ovviamente saremo in grado di farvi sentire le sue parole. Sempre per la cronaca andiamo nel Padovano per parlare di un maxi sequestro di eroina. Era già stato arrestato nello stesso giorno, esattamente 2 anni prima. Si sono aperte nuovamente le porte del carcere per un 32enne nigeriano notato camminare in via Romano in Arcella dagli agenti della squadra mobile di Padova. Ironia della sorte, i poliziotti erano gli stessi che lo avevano fermato 2 anni prima. Per questo il 32enne, che aveva uno zaino in spalla, non è passato inosservato. Al momento del controllo il nigeriano, che nel frattempo si era trasferito a Cartura, è apparso nervoso e infatti dalla perquisizione sono venuti fuori 195 ovuli di eroina e cocaina, 2 kg e 200 grammi di peso per un valore sul mercato di circa 60.000 euro. Non sapeva cosa contenesse lo zaino e doveva solo custodirlo, così ha provato a difendersi l'uomo. La versione non ha convinto né i poliziotti né il magistrato, che ne ha disposto l'accompagnamento in carcere. Andiamo subito a Casier dalla nostra Daniela Sizia con Nicoletta Rizzetto. È la tragedia di cui vi stiamo dando conto. Questo bambino di 1 anno e mezzo travolto e ucciso dall'auto del padre domenica pomeriggio, spirato nei giorni scorsi, martedì sera, all'ospedale di Treviso. Una comunità ovviamente sotto shock. Daniela, buongiorno. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Lo hai detto tu, una comunità davvero sotto shock, una tragedia che mai vorremmo raccontare. Oggi abbiamo parlato anche con il nonno, davvero tante lacrime, tanta disperazione. Ci ha raccontato cosa è accaduto quella terribile domenica mentre il bambino stava giocando con il pallone è finito sotto la macchina e lui ha cercato di prendere il pallone proprio mentre il padre stava parcheggiando, e in quel proprio angolo buco nero dove non si riesce a vedere, il bimbo era anche molto piccolo, è finito sotto la macchina. Una tragedia. Il papà poi ha preso il bimbo in braccio nella disperazione insieme alla moglie e lo hanno portato, sono davvero volati verso l'ospedale con il bambino in braccio. Purtroppo le ferite erano davvero molto gravi e purtroppo è spirato, come hai detto tu, martedì in ospedale. Adesso la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, è stata disposta anche l'autopsia sul corpo del piccolo, poi per far luce su questa vicenda. Potete capire, insomma, una tragedia immensa. Noi siamo in compagnia del sindaco di Casier, Renzo Carraretto. Sindaco, intanto buongiorno. Buongiorno a tutti. Una tragedia, sindaco, di cui davvero non si vorrebbe mai parlare. Difatti sono quelle circostanze che come primo cittadino non vorrebbe mai, pensiamoci quando succede a una famiglia, e spero che la comunità sia veramente stretta alla famiglia, che non è la prima disgrazia che gli capita, e dunque credo che siano veramente questi i momenti di far capire a tutti quanto bisogno c'è e quanta vicinanza deve esserci a questa famiglia, perché tutti insieme lo dobbiamo accompagnare e sostenere per questa disgrazia che non ce ne sono parole. Sindaco, lei parlerà con i genitori di questo piccolo? Io ne ho già parlato, sono andato e cerco di stargli vicino per tutti i bisogni che potrebbero esserci, perché quando si è genitori credo che ancora una volta si capisce l'importanza di una famiglia, ma soprattutto anche l'importanza di una comunità, di essere vicini. Ci diceva anche il nonno, il papà non si dà davvero pace per quello che è accaduto, è davvero terribile. Noi siamo provati anche nel 2019 di aver avuto quell'accaduto del cancello, purtroppo, che non sarebbe mai da ricordare, ripetere o mai assistere ad altre disgrazie simili, ma ci è capitato ancora una volta
una disgrazia simile che non si riesce a spiegare neanche i motivi di come potrebbe succedere a una creatura di neanche 2 anni e la non possibilità da parte dei genitori in quel momento di poter fare qualcosa di più di quello che hanno fatto, perché penso che sia una cosa che ti capita proprio in frazioni di secondo che non ti rendi conto per nessun motivo, e dunque io cerco di tenerli sempre in un abbraccio e in una continuità proprio di sostegno, perché è proprio un momento molto difficile. Sindaco, un contatto diretto dell'amministrazione con la famiglia, che potete capire davvero distrutta dal dolore. Sentiamo le parole del nonno che abbiamo avvicinato oggi, disperato per quello che è accaduto. Ovviamente lo potete capire, che ha avuto la forza di parlare con noi anche per ricordare il piccolo. Suo nipote. Come tutti i nonni, il nipote è sempre il migliore, no? Purtroppo il fatto è successo e non ho parole sinceramente, perché non me lo ricordo ancora davanti agli occhi e spero che sia veramente in paradiso. Un angelo. È proprio un angelo, perché proprio era biondino così, un angelo proprio. Senta, lei ci diceva solo questo, cercava di prendere un pallone come tutti i bambini. Sì, stava giocando in cortile e correva dietro il pallone e giustamente cosa vuoi, il pallone è andato sotto la macchina e così. Suo figlio come sta? Come vuoi che stia. Sai, quando uno succedono queste cose qua, passano 50.000 pensieri per la testa. È molto demoralizzato e dovremmo stargli accanto per superare questo momento critico. Stretti, soprattutto la sorellina. Vivremo per lei adesso. Ormai diventerà il punto focale, purtroppo. Solo tanta disperazione. Questa qua ce l'ho io tanta, e figurarsi mio figlio e la nuora. Fra l'altro, Cristian, una famiglia già colpita da un altro grave lutto. Proprio pochi mesi fa era morto il papà della mamma del piccolo, e una famiglia colpita ancora di più perché aveva perso un bambino prematuro, una tragedia davvero dietro l'altra. E noi abbiamo anche avvicinato il presidente della cooperativa, poi riprendiamo la linea e chiederemo la linea fra qualche minuto per sentire anche le parole del presidente che ci ha raccontato del papà che da tantissimi anni lavora, ma anche del nonno che è stato addirittura il presidente di questa cooperativa, quindi richiederemo la linea proprio fra qualche minuto. Intanto, Cristian, io ti restituisco la linea. Daniela, grazie davvero per questo racconto dolorosissimo veramente per tutti. Ritorneremo ovviamente ad Ossona di Casier. Come avete sentito da Daniela, è stato aperto un fascicolo, è stata disposta anche un'autopsia sul corpo del povero Matteo. Vi do velocissimamente anche gli altri lanci di giornata, la politica per esempio, le scintille, l'alta tensione Lega, Forza Italia, Autonomia, Tosi contro Zaia, strepita senza senso, Stefani, il numero 1 della Lega in Veneto, che di fatto dice: così siete fuori dalla regione. Ci sono oggi delle interviste al fulmicotone sulla stampa locale. Tra l'altro nel corso di questa prima edizione avremo anche Andrea Martella del PD ospite, e pure Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Adesso andiamo, prima di ritornare alla cronaca, andiamo a Vicenza, dove è il giorno della grande presentazione, la presentazione ufficiale della Dunata. Cambiamo ovviamente tono e registro con Luisa Bertini. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia con Lino Marchiori, presidente ANA Vicenza, perché oggi il grande
di questa adunata attesa a Vicenza tra il 10 e il 12 maggio, anche se in realtà è da un anno che ne parliamo, macchina organizzativa Tentatissima, si è parlato di sicurezza, si è parlato degli alloggi, si è parlato un po' di tutto. Insomma, cosa dobbiamo aspettarci da questa adunata, oltre che ovviamente la gioia? Dobbiamo aspettarci tanta festa e tanta gioia alpina. Abbiamo molte mostre, quindi c'è la possibilità di poter visitare in questi giorni moltissime mostre. Ci saranno presenti molte fanfare, cori, più di 100 cori nelle nostre chiese in tutto il territorio vicentino, quindi aspettiamoci un'adunata alpina veramente con la A maiuscola. Adunata con la A maiuscola che riporterà anche tutti i valori degli alpini. Io adesso cito anche dei dati che sono stati detti prima, alpini che occupano, cioè che svolgono 2,5 milioni di ore lavorate all'anno, circa il corrispettivo di 71 milioni di euro l'anno, che è il controvalore di un'attività di volontariato che voi svolgete su tutto il territorio. Tra l'altro è stato ricordato anche che siete stato il gruppo più numeroso a partecipare ai soccorsi in Emilia-Romagna. Sì, infatti noi come protezione civile, ma anche come alpini, come volontari, siamo i primi che vengono chiamati. Abbiamo una macchina organizzativa molto ben rodata e quindi questo è quello che succede. Le ore lavorate sono proprio quelle perché effettivamente vengono conteggiate e anche il controvalore, quindi diciamo che come associazione di volontariato, essendo un'associazione d'Arma, siamo molto presenti e sempre pronti a rispondere presenti alle esigenze della popolazione. Ecco, a conclusione, lei prima diceva Vicenza diventerà il cuore dell'Italia. Vicenza diventerà il cuore dell'Italia perché c'è il cuore alpino, ce l'abbiamo anche nel nostro logo. Abbiamo voluto un logo che rappresenti il cuore, che rappresenti un cuore diviso in 4 parti, che sono i 4 sari che sono la nostra storia e fanno parte e sono qui nella nostra provincia di Vicenza. Ecco, quindi mancano pochi giorni, pochi passi a questa grande adunata. Io ringrazio il presidente ANA della provincia di Vicenza. Ciao Cibo, ciao. Allora Luisa, grazie davvero per questa presentazione. Mi sto sentendo con Daniela Sizia per tutti gli aggiornamenti sul caso del piccolo di Dosson di Casiera. Fra poco torneremo a collegarci nuovamente, ci sono altre testimonianze, ma rimaniamo a parlare di alpini perché c'è una polemica collaterale a Padova. Valentina Visentina, buongiorno. Sì, buongiorno. Il fronte padovano apre un fronte di polemica sulla questione alpini per una statua che dovrebbe essere collocata nel basamento che vedete alle mie spalle qui nel Parco Tito Livio di Padova. La polemica nasce dal fatto che la statua avrebbe un fucile e quindi 3 assessori della giunta di centrosinistra avrebbero manifestato dei malumori e la loro contrarietà al posizionamento di questa statua in un periodo in cui insomma la cronaca internazionale parla di 2 conflitti mondiali, di 2 conflitti a livello mondiale molto importanti, quello sul fronte israelo-palestinese e quello sul fronte russo-ucraino. Quindi questa statua ha già creato malumori e sono arrivate le prime reazioni dalla politica anche a livello nazionale, con le parole del senatore Antonio De Poli dell'UDC, senatore padovano, che dice: sono favorevole alla messa a dimora in un parco centrale di Padova di una statua di un alpino, ma soprattutto ritengo stucchevole e priva di senso la polemica in ordine al fatto che la presenza di un fucile sarebbe ritenuta inappropriata visto il contesto internazionale attuale. Gli alpini sono veri costruttori di pace e di fronte al loro sacrificio e al loro straordinario spirito di servizio ciascuno di noi dovrebbe tenere un atteggiamento di grande rispetto. Queste le parole del senatore Antonio De Poli, a cui fanno seguito anche quelle dell'onorevole padovana Elisabetta Gardini di Fratelli d'Italia, che dice: potremmo scrivere fiumi di parole per raccontare la storia e la presenza degli alpini. Voglio ricordare il ruolo di garanti della sicurezza e della pace che svolgono a livello globale. Penso che chi oggi si oppone all'installazione dell'opera si stia coprendo di ridicolo. Ma le dichiarazioni arrivano anche da esponenti del centro-sinistra. Vi proponiamo il commento dell'ex sindaco di Padova Flavio Zanonato. Sentite cosa ha detto e restituisco la linea allo studio.
Ma io ho voluto scrivere la mia opinione, un po' divertito da una polemica che mi sembra fatta sul niente. E l'alpino, se lo vuoi rappresentare, è un personaggio che difende la frontiera, che sulle montagne si dà da fare per difendere il paese. Io sono stato alpino, tra l'altro, e quindi so bene queste cose. Tra l'altro è una delle forze armate più pacifiste che esistano, e naturalmente va rappresentato con la sua attrezzatura per difendere il paese. Cosa si dovrebbe dire se, per esempio, per mettere una statua di Garibaldi si dice sì, ma non deve avere la sciabola perché la sciabola rappresenta un'arma? Certo, la trovo una cosa un po' ridicola e un po' ipocrita anche, cioè il fatto di non voler mostrare la realtà com'è. Invece la realtà è così, l'alpino ha il fucile e se lo vuoi rappresentare lo rappresenti com'è, altrimenti fai a meno. Ecco, anche perché, come ha detto, l'alpino vuole essere anche la statua vuole essere una rappresentazione storica, questo che hanno anche sottolineato il gruppo Alpini di Padova, che ha richiesto questa statua. Sì, diciamo così, chi ha partecipato in qualche modo all'attività militare nel paese ricorda questo impegno, che spesso è stato segnato da sacrificio, come un impegno importante e vuole che la società glielo riconosca. Come? Con cose che danno un vantaggio solo simbolico agli alpini o piuttosto che ai bersaglieri. Abbiamo una statua dedicata ai bersaglieri, non so se l'avete mai vista, è una statua importante, via 20 settembre in fondo c'è una statua dei bersaglieri, ricordano la presa di Porta Pia. E allora ricordare un alpino che invece di avere un fucile, non lo so cosa gli vogliamo mettere in mano, un bicchiere di vino, fa ridere. Meglio lasciare perdere. La cronaca, restiamo nel padovano, ad Albignasego, si danno alla fuga alla vista dei carabinieri. 3 uomini sono stati poi raggiunti e denunciati. 3 rom di 32, 22 e 19 anni sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. I 3 erano a bordo di un'auto di grossa cilindrata bianca in centro ad Albignasego. Notando la pattuglia dei carabinieri hanno accelerato cercando di fare perdere le proprie tracce e abbandonando poi la vettura. I 3 avevano cercato di mimetizzarsi all'interno di un bar di una zona residenziale, ma sono stati identificati e quindi denunciati. In auto avevano oggetti per lo scasso, forbici, punte di trapano e una torcia elettrica. Così dunque ad Albignasego. Ancora per la cronaca, parliamo di un grave caso di maltrattamenti in famiglia. Andiamo a Sovizzo. È successo al termine di una lite tra coniugi per futili motivi. Un uomo ha assunto atteggiamenti aggressivi e violenti nei confronti della coniuge convivente e del figlio minore. Prima gli insulti verbali, poi il passaggio dalle parole ai fatti è stato breve. Una coppia di stranieri, non nuova ad analoghe vicende, che però non avevano reso necessario l'intervento dei carabinieri. Secondo le ricostruzioni dei militari dell'Arma, al termine della lite, la donna, per fuggire ai maltrattamenti del coniuge, si sarebbe chiusa a chiave assieme al figlio all'interno di una stanza dell'abitazione familiare, chiedendo l'intervento dei carabinieri. L'uomo avrebbe anche tentato di abbattere la porta della stanza con spallate, pugni e calci, riuscendoci solo parzialmente. Immediato l'intervento di 2 pattuglie della compagnia di Valdagno e dei carabinieri di Montecchio Maggiore, che lo hanno immobilizzato. Grazie alle dichiarazioni delle vittime, i carabinieri sono riusciti a ricostruire l'intera vicenda, al termine della quale l'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata nei confronti della coniuge e del figlio minorenne. Copione abbastanza simile nel padovano a Noventa. Litiga con la moglie e il suocero, poi aggredisce i carabinieri intervenuti per difendere la donna e l'anziano. Un 47enne tunisino, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai militari dell'Arma intervenuti a Noventa Padovana in via Cellini dopo una chiamata di emergenza fatta da un 76enne coinvolto in una lite con la figlia 39enne e il genero 47enne. I carabinieri hanno cercato di riportare la calma, ma il 47enne tunisino continuava ad inveire e minacciare. Ad un certo punto si è scagliato anche contro un militare colpendolo con un pugno al volto. Sul posto è intervenuta anche un'altra pattuglia che ha fermato l'esagitato, che è stato arrestato. Per lui, dopo il rito direttissimo, sono stati disposti gli arresti domiciliari.
Sempre nel Padovano, un caso che ha fatto molto clamore e discutere, il caso di Diletta Miatello, il processo alla donna accusata di aver ucciso i genitori a San Martino di Lupari. Ieri la donna ha accusato un malore che le ha impedito di essere in tribunale. Non ce l'ha fatta a parlare. Dopo aver ascoltato in tribunale a Padova le testimonianze della mattinata, Diletta Miatello, l'ex agente della Polizia Municipale di Asolo, accusata dell'omicidio dei genitori, è stata accolta da un malore ed è stata riportata nel carcere di Montorio a Verona. Aggiornato all'11 settembre il processo che vede la donna imputata con l'accusa di aver ucciso la mamma Mariangela Sarto, 84 anni, e il padre Giorgio Miatello, 89, in questa villetta di San Martino di Lupari nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2022. La madre è stata trovata senza vita, il padre si è spento dopo 2 mesi di agonia il 28 febbraio 2023. Un massacro, quello che si era consumato all'interno della casa dove Diletta era tornata a vivere. La mamma uccisa con 24 colpi in testa, il padre colpito al capo e al braccio. Una storia difficile quella di Diletta e della sorella che a inizio marzo in aula ha testimoniato come il padre le avesse picchiate fin dall'infanzia. Diletta Miatello, seguita dal CSM di Cittadella, si era rivolta alle cure del pronto soccorso anche l'anno precedente alla strage, presentandosi con un occhio nero e una ferita in testa, forse frutto di violenza. Durante l'udienza il giudice Mariella Fino ha incaricato lo psichiatra goriziano Alessandro Saullo, che dovrà valutare la capacità di Diletta Miatello di intendere e di volere. Vi mostro i lanci dei giornali online. A Treviso Today papà travolge uccide, il figlioletto con l'auto indagato per omicidio colposo, e ancora il Gazzettino. Anche il Gazzettino punta sulla notizia che vi stiamo raccontando con Daniela Sizia. Fra poco ritorneremo ad Osson di Casier, ci sono altre testimonianze. Investito in retromarcia dal papà nel giardino di casa, Matteo muore 1 anno e mezzo dopo 2 giorni di agonia in ospedale. Il nonno stava cercando di prendere il pallone. Chiaramente una notizia che ha destato shock e cordoglio non solo nella comunità di Dosson. E noi ritorniamo alla cronaca. Nella Marca trevigiana ieri pomeriggio attimi di concitazione e di mobilitazione tra Ormelle e Oderzo per un incidente stradale. Eravamo ma dentro in casa. Quindi non ho visto, ho sentito. Sì, ho visto quando si è scivolato, basta così. Quindi tu hai visto a un certo punto il camion, la betoniera che scivolava? Scivolava, boom boom, la gomma, quello che avanti, spaccato. I segni a terra parlano di una lunga frenata prima dello stop a bordo strada in via Roma sulla provinciale 49 tra i comuni di Oderzo e Ormelle, dove sono stati attimi di apprensione per il conducente di questa betoniera del gruppo Grigolin, le cui condizioni inizialmente sembravano disperate. L'intervento sul posto degli operatori del SUEM, arrivati anche con l'elicottero, è stato immediato, così come il supporto dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Estratto l'uomo dall'abitacolo, i sanitari lo hanno sottoposto alle prime cure. Dopo pochi minuti il sospiro di sollievo collettivo. L'autista è cosciente e risponde agli stimoli esterni. Poco distante una Mercedes condotta da un giovane, Walter, racconta di essere stato investito da alcuni sassi. Vi siete scontrati? Cos'è successo? No, mi è volato un sasso. Mi è schizzato un sasso addosso. Quindi tu cosa hai visto a bordo? Mi è venuto un sasso improvviso. Tu hai visto a un certo punto i sassi che ti venivano addosso? Sì. Hai preso paura? Un po' sì, ma... E hai lanciato l'allarme? Che stia bene lui. Un incidente stradale che è anche un incidente sul lavoro. Vi ho detto questa notte a Mansuet, tra l'altro, un operaio è rimasto gravemente ferito alla mano sinistra. Di incidenti sul lavoro parleremo fra pochissimo collegandoci con Ilaria Marchiori, ma prima la rivedo Daniela Sizia per quella che è la notizia del giorno, questo bambino di 1 anno e mezzo travolto, ucciso dal papà in retromarcia. Daniela, buongiorno di nuovo.
Buongiorno ancora Christian. Sì, oggi abbiamo avvicinato anche il presidente della cooperativa dove lavorava il papà e dove addirittura il nonno è stato il fondatore, presidente della cooperativa alternativa. Potete pensare, davvero sotto shock, ci ha detto anche il presidente, ho abbracciato il papà, ma avremmo voluto sentire una notizia del genere. Lui lavora da anni in questa cooperativa e insomma lo conoscono bene, così come ovviamente potete capirlo, conoscono molto bene il nonno che è stato il fondatore della stessa cooperativa. Dunque gli abbiamo parlato, sentite insomma quello che ci ha detto al microfono. Siamo rimasti letteralmente senza parole perché veramente non ci aspettavamo una notizia del genere. E soprattutto pensando alla famiglia di Olaf. Olaf è un nostro socio lavoratore da molti anni e Olaf è sempre molto attento, quindi veramente non riusciamo a capacitarci come sia potuto succedere questo, però i bambini sono imprevedibili e quindi lo penso anche da padre di 3 figli, dico sì. È vero, ci sono dei momenti in cui il bambino sfugge e non sai dov'è, ma qui veramente vogliamo stringerci con Olaf, con Gabriele il papà, che è stato il nostro primo presidente, in un abbraccio fortissimo e questo credo sia la cosa più sensata in questo momento, senza tanti altri commenti. Senta, lei è riuscito a parlare con il papà del bimbo? Non sono ancora riuscito perché abbiamo lasciato un po' questi giorni la famiglia il più possibile tranquilla. Ho parlato con Gabriele, col nonno, ci siamo sentiti ed era ancora fiducioso quando ci siamo sentiti che ci fosse qualche speranza. Ci siamo stretti in un fortissimo abbraccio virtuale, gliel'abbiamo anche comunicato. Certo saremo sempre presenti e sicuramente ci stringeremo anche in futuro attorno alla famiglia, perché purtroppo un evento del genere non lo cancelli con colpo di spugna, rimane forte e quindi sicuramente avranno bisogno di sentirsi vicina l'amicizia e il supporto delle persone. L'avete sentito, il pensiero comune è quello che i bambini sono imprevedibili, purtroppo davvero un incidente, una tragedia che è difficile da pensare. Lo avete sentito, il papà continua, non si dà pace, non riesce a capacitarsi di quello che è accaduto. È stato davvero un attimo, una tragedia, un incidente tragico che purtroppo sappiamo, l'abbiamo visto anche in altri fatti di cronaca, accadono, i bimbi sono piccoli e è davvero all'improvviso e non ha potuto nemmeno vederlo e fermarsi. Adesso c'è l'iter giudiziario che va avanti, come vi ho detto prima, lui è stato indagato per omicidio colposo, è un atto dovuto questo, hanno sottolineato dalla procura per poter eseguire anche l'autopsia sul corpo del piccolo, autopsia che verrà eseguita probabilmente nelle prossime ore. Qui davvero da Casiera è tutto, ti restituisco la linea, Cristian. Daniela, grazie davvero, ci ricolleghiamo con te nel corso di questa prima edizione. Tra l'altro, appunto, lo ricordavi te, lo ricordava anche il sindaco Carraretto, quella di Dossona di Casiera è una comunità che anche nel recente passato ha pianto anche un altro bambino, lo possiamo vedere dal Messaggero.it, è una vicenda che conoscete tutti, Tommy, questo bambino morto schiacciato dal cancello di casa, era a Dosson di Casier
era per l'appunto qualche anno fa, adesso non ricordo con l'esattezza. Anche qui c'è stata un'inchiesta e il dolore di più famiglie, di un'intera comunità. Vi dicevo che avremmo parlato anche di incidenti sul lavoro, la cronaca ogni giorno ne riporta tanti, troppi, e i sindacati sono pronti nuovamente alla mobilitazione. Ci colleghiamo con la nostra Ilaria Marchiori a Mestre con Sandro Ponchio. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno a te Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo nella sede mestrina della UIL, siamo insieme a Igor Bonatesta, il segretario coordinatore della UIL Veneto. Allora, innanzitutto conto alla rovescia per quanto riguarda una manifestazione che ci sarà il 20 aprile, di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi, proprio per tenere alta l'attenzione, per lanciare un chiaro messaggio al governo. In realtà si manifesterà per 4 tematiche importanti, in primis quello della sicurezza sui luoghi di lavoro. Quali sono i numeri nella nostra regione? Noi viviamo una fase molto, molto complessa, viviamo una situazione in cui nel 2023 abbiamo avuto quasi 70.000 infortuni in tutto il Veneto, 70.000 infortuni sul lavoro o anche in itinere. Significa, facendo un calcolo molto alla spanne e calcolandolo su tutte le giornate dell'anno, che ogni 7 minuti e mezzo un lavoratore o una lavoratrice hanno avuto un infortunio sul lavoro. Quindi sono numeri drammatici, se pensate che 8 persone ogni ora si recano in un pronto soccorso, ed è questo uno dei motivi fortissimi per cui noi vogliamo tenere l'attenzione molto alta su questo tema, perché qui oggi parliamo e noi vogliamo sottolineare l'importanza della salvaguardia della vita delle persone nei luoghi di lavoro, perché dobbiamo cominciare a pesare quanto la cultura della vita debba essere il vero trade union tra il lavoro e l'esigenza di produttività di un paese, che ma deve rispettare la vita delle persone che lavorano in ogni azienda, in ogni cantiere, in ogni ufficio, in ogni negozio. Per questo ci mobilitiamo insieme ai temi che come dicevi tu sono anche altri, ma che si uniscono a quello della sicurezza sui luoghi di lavoro, perché il tema del fisco, il tema del salario, il tema della sanità sono temi che si legano, perché laddove c'è sicurezza sul lavoro, laddove c'è un lavoro stabile, laddove c'è una sanità che riesce con il suo personale a rispondere alle esigenze di un territorio, perché oggi abbiamo 70.000 medici in meno nel nostro paese, non in regione ma in tutto il paese, significa che abbiamo una sanità che ha bisogno di personale, che deve rispondere a quello che succede, e purtroppo ai tanti infortuni noi abbiamo bisogno di avere tante persone che possono intervenire, abbiamo bisogno di più ispettori sul lavoro che possano controllare le aziende. Quindi nel sistema complessivo, quindi legalità, quindi lavoro non precario, lavoro sicuro, permettono di avere anche maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro, perché si lavora meglio, perché c'è uno sguardo anche al futuro più sereno. Sarà una manifestazione che sicuramente si prevede vedrà una folta presenza. La manifestazione ovviamente sarà molto partecipata, e sentiamo dal Veneto partiranno migliaia di persone, perché sentiamo proprio la spinta dei nostri iscritti, delle nostre iscritte, ma dei lavoratori e lavoratrici in generale. Sentiamo una spinta molto forte che abbiamo già verificato una settimana fa con lo sciopero di 4 ore a cui si lega questa manifestazione. Lo sciopero lo abbiamo rappresentato, vissuto con manifestazioni provinciali molto partecipate, soprattutto qui a Venezia c'è stata un'altissima partecipazione, e questo ci ha fatto capire quanto la gente senta fortemente questi temi. I lavoratori, stiamo facendo tante assemblee, sottolineano con forza l'esigenza di poter vivere meglio il proprio lavoro e di poter avere anche un salario, uno stipendio dignitoso che sappia reagire e rispondere a quelle che sono state le leve drammatiche che l'inflazione ha portato, ha appesantito, attraverso cui ha appesantito i nostri stipendi, perché oggi si stima che soltanto negli ultimi mesi abbiamo perso un 4% di potere d'acquisto, ma non dato da stipendi che diminuiscono, ma da inflazione che cresce. Quindi a parità di stipendio si perde in pochi mesi un 4% di reddito vero, di vita vera, e noi qui oggi abbiamo bisogno di sottolineare quanto in questa fase storica l'esigenza di rispondere alla vita vera delle persone, sicurezza sul lavoro e stipendio dignitoso, e avere un contratto che venga rinnovato sia fondamentale. Noi dobbiamo sottolinearlo, l'abbiamo sottolineato una settimana fa
con lo sciopero e le manifestazioni fatte qui, lo faremo ancora sabato e non ci fermeremo finché non avremo risposte concrete. Questi sono numeri importanti. Tra l'altro lei, Bonatesta, ha evidenziato un altro concetto di fondamentale importanza, ovvero quello di sanzionare le imprese. Quello che chiediamo, e lo abbiamo scritto nella nostra piattaforma, è di inserire una patente a punti per le imprese, ovvero un qualcosa che sia completamente differente da quello che è stato inserito un paio di mesi fa, la patente a crediti, che non è partita e non toglie nulla, ma una patente a punti che preveda il controllo delle imprese, che preveda per le imprese che non rispettano le norme sulla sicurezza, nelle quali sono successi incidenti gravi con colpa accertata delle imprese, prevedano che non possono partecipare a determinati bandi, a determinate appalti pubblici, ma è che vengano sanzionate laddove siano state accertate delle colpe. Quindi abbiamo l'esigenza di fare in modo che ci sia davvero un controllo e davvero un sistema sanzionatorio giusto, nulla che metta in crisi il lavoro, ma un sistema sanzionatorio giusto che faccia capire a chi fa impresa effettivamente che il lavoro deve rispettare la vita delle persone, non c'è una distonia, vita e lavoro devono essere un tutt'uno, altrimenti uno senza l'altro non esisterebbero. Grazie a Igor Bonatesta. Allora ricordiamo la manifestazione sabato 20 aprile, io qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, a te e al tuo ospite Sandro Ponchio per la parte tecnica. Noi ritorniamo al pomeriggio di dolore vissuto ieri da Oderzo per l'addio a mamma Azzurra. Lo sguardo di amore e tenerezza, le mani che accolgono, la consapevolezza forse di custodire già nel proprio cuore una terribile verità. Questo scatto che campeggia sull'altare del Duomo di Oderzo racconta la forza di una scelta, l'amore di una madre che antepone il proprio figlio a tutto, anche alla sua sopravvivenza. Nel giorno dell'ultimo saluto ad Azzurra, carne e ossa, la giovane madre che rinunciò a curare il tumore che si era ripresentato nella sua vita per dare alla luce il piccolo Antonio, il Duomo di Oderzo fa fatica a contenere tutte le persone. Mamma Antonella arriva mano nella mano con Francesco, lo sposo di Azzurra, accanto il papà Fabrizio e i fratelli Davide ed Andrea. Alle parole di Don Massimo è affidato il ricordo della giovane mamma, studentessa a modello, che proprio all'università aveva conosciuto il suo sposo. Una donna dalla fede solida, brillante ma umile, la prima diagnosi e le cure. Segni premonitori, cure, speranze, ricadute. Ma questa valle ora è illuminata da una luce abbagliante, da un grande arcobaleno luminoso che unisce la terra al cielo, ed è la luce di Azzurra. Azzurra ha scritto una pagina di Vangelo, la frase pronunciata dal vescovo Monsignor Pizziolo, che Don Massimo ripete tante volte. Azzurra ha scritto una pagina di Vangelo. Azzurra ha scritto una pagina di Vangelo. Commozione profonda quando Don Massimo consegna a Francesco il cero pasquale e la luce che Azzurra ha acceso e affida alla mamma Antonella le ultime parole della ragazza. Insegna tu le preghiere ad Antonio e poi lascia fare a Francesco, che ci sa fare. Ci pensa Francesco. È un'amica a ricordarla alla fine della funzione. Ci mancherai infinitamente, Alza, ma so che tu continuerai ad essere qui con noi per trasmetterci la tua tenerezza, la tua gentilezza e il tuo sorriso. La bara di colore chiaro, sopra rose bianche ed un cuscino di rose rosse a forma di cuore. Fuori dalla chiesa la foto di Azzurra che felice ha raggiunto la vetta. Accanto una cassettina per le offerte. Saranno devolute al reparto di neonatologia dell'ospedale di Treviso. Azzurra avrebbe compiuto domani 34 anni. Non c'è amore più grande che dare la vita. Con queste parole Don Massimo accompagna la giovane mamma nell'ultimo viaggio. Così ieri Oderzo, torneremo a collegarci fra pochissimo con Daniela Sizia per tutti gli aggiornamenti sulla morte del piccolo Matteo, il bimbo di 1 anno e mezzo travolto e ucciso dall'auto del papà, che risulta indagato per omicidio colposo. Avete sentito
le parole del nonno paterno, di un amico della famiglia, del sindaco di Caserta, Renzo Carraretto. Insomma, un dolore davvero senza fine e indescrivibile. Siamo pronti a collegarci con Andrea Martella, segretario del Partito Democratico. Mi dice Martella che si sta collegando, quindi fra pochissimo faremo il punto con Martella. Prima la cronaca, eccolo, lo vedo collegato, so che ha tempi molto contingentati, quindi andiamo subito da Andrea Martella. Buongiorno segretario. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Senta, io con lei partirei da un tema che sta a cuore a molte famiglie in questo momento, quello dell'inflazione. So che come Partito Democratico avete formulato una interrogazione urgente al Ministro Urso. C'è una nuova impennata dei prezzi. Sì, io penso che le forze politiche, chi governa e chi sta all'opposizione dovrebbe occuparsi principalmente di quelli che sono i reali problemi che riguardano gli italiani, i veneti nel nostro caso. Sappiamo esserci la sanità come una questione fondamentale che per tutti quanti sta diventando sempre più una difficoltà, quella di curarsi. L'altro tema è quello dell'inflazione, dell'aumento dei costi della vita e tra questi in modo particolare dell'aumento del carburante. Allora vi ricordate nei mesi scorsi l'attuale premier allora all'opposizione diceva che avrebbero tagliato le accise sui carburanti. Queste accise non sono state tagliate per ragioni anche geopolitiche. Il prezzo dei carburanti continua ad aumentare e noi abbiamo chiesto al governo di intervenire almeno per ridurre le accise sulle imprese in modo tale che questo non comporti a catena un costo dell'aumento della benzina per tutta la filiera produttiva fino ad arrivare alle famiglie. Credo che sarebbe un intervento necessario per lenire questa situazione davvero grave, perché ormai con il prezzo del carburante e della benzina sopra i 2 euro diventa proibitivo per molte famiglie, per molti cittadini potersi muovere. Questo è ovviamente un tema molto sentito. Abbiamo visto nei giorni scorsi il prezzo della benzina a 2,50, insomma, quindi scenari che abbiamo visto le scorse estati e che bene non fanno ai consumi. Ma questa spirale, secondo lei, con questa misura può essere in qualche modo interrotta? Diciamo che l'unica cosa che può fare in questo momento il governo è tagliare le accise, come in precedenza hanno fatto tutti i governi di centrosinistra e il governo Draghi, cioè intervenire su questa parte del costo della benzina in modo tale da abbassare i costi e favorire i cittadini. Questo è l'intervento da fare. Non si capisce perché questo governo, dopo aver parlato per mesi, non l'abbia fatto. Sulle altre cose mi rendo conto che ci sono le situazioni di crisi internazionali, di guerre che hanno determinato l'impennata anche del costo delle materie prime, ma quello che può fare un governo, oltre che a diversificare le proprie fonti di approvvigionamento, è sicuramente quello di intervenire sulla parte fiscale che spetta proprio al governo. Noi ci attendiamo che lo faccia, anche perché questo non è l'unico caso di aumento dei costi della vita, basta pensare ai costi per fare la spesa, basta pensare ai mutui e al fatto che vengono ridotte le entrate per gli enti locali, quindi gli enti locali sono costretti ad aumentare le tariffe per i cittadini. Ecco, è un complesso di situazioni che dicono che si sta facendo poco dal punto di vista economico. Del resto basta vedere il DEF che è stato presentato dal governo, che non contiene nemmeno un quadro programmatico e che rischia di contenere nuovi tagli. Ecco, Martella, restando sui temi concreti, ed è un tema collaterale a quello che abbiamo affrontato, so che vi state occupando anche di desertificazione bancaria e parliamo di servizi. Sì, è un tema che a me sta molto a cuore, me ne sto occupando da tempo
anche in contatto con le categorie delle associazioni dei consumatori, delle forze sindacali, perché noi siamo di fronte a un fenomeno di rarefazione, di venir meno degli sportelli bancari o dei bancomat, ma degli sportelli intesi come presidio bancario, in tante nostre realtà. Se pensiamo che noi siamo una realtà con molti piccoli comuni, con aree interne, con aree di montagna, questo determina un disagio per i cittadini ed è qualcosa che va in qualche modo risolto, perché viene meno un rapporto diretto tra, diciamo, gli utenti e un'agenzia bancaria, ma viene meno un servizio, oltre che colpire in qualche modo l'occupazione. Quindi abbiamo detto al governo: muoviti, fai un tavolo anche su questo, perché visto che le banche, diciamo, non è che hanno avuto pochi guadagni nel corso di questi anni, ne hanno avuti parecchi, si faccia un piano. Non dico che potrà essere coperto tutto il territorio, ma almeno non si lasciano scoperti pezzi importanti del nostro territorio. Penso al Veneto, dove ci sono anche molti anziani, dove ci sono molte persone che magari non hanno dimestichezza con le modalità online, e quindi è necessario dare delle risposte più precise. Del resto è un'esigenza sentita davvero da tanti cittadini. Purtroppo anche su questo il governo non riesce a fare nulla. Inflazione, desertificazione bancaria, i fronti sono tanti e quando mancano di fatto meno di 2 mesi, 1 mese e mezzo ormai, alle elezioni dell'8 e del 9 giugno, elezioni amministrative per centinaia di comuni del Veneto e elezioni europee. Siamo alla rush finale anche per la formazione delle liste. Elly Schlein sarà capolista. Che cosa succederà per il Partito Democratico? In Veneto su chi punterete? Allora, la direzione nazionale che dovrà decidere le candidature è prevista per domenica mattina. Noi abbiamo fatto già un nostro passaggio interno di direzione regionale. I nomi dovranno essere definitivamente approvati in sede nazionale. Credo che probabilmente se decide in tal senso come capolista Stefano Bonaccini, presidente del nostro partito, nonché presidente della regione Emilia-Romagna. Ci saranno candidature venete di parlamentari, Alessandra Moretti di Nuove Entrate, Alessandro Zan di nuove possibili entrate come quelle di Ivan Pedretti, rappresentante del mondo del lavoro, ma sono tutte questioni che andranno definite nell'ambito delle prossime ore e dei prossimi giorni. Elly Schlein, la nostra segretaria, si è riservata una decisione finale sia sulla sua presenza in lista che sulla sua presenza in questa circoscrizione. Quindi è davvero, mancano poche ore. Io mi auguro che la nostra sia una lista rappresentativa e personalità politiche come la segretaria e il presidente del partito non farebbero altro che rafforzarla. Le chiedo, senatore Martella, di guardare per un attimo in casa centrodestra, perché tra le notizie politiche del giorno ci sono queste dichiarazioni che possiamo vedere di Alberto Stefani, segretario regionale della Lega. Forza Italia è fuori dalla maggioranza in regione. Già dalle prossime riunioni di maggioranza non ci sarà più Forza Italia. Questo è un passaggio, insomma, importante, che ha una sua drammaticità politica. Sì, direi proprio di sì, ha proprio una drammaticità politica. Ora voglio vedere cosa dirà Zaia in proposito. Certo che le parole del segretario Stefani appaiono molto perentorie e molto definitive. Non fanno altro che certificare una crisi ben evidente che noi abbiamo detto già da molti mesi all'interno del centrodestra, con una spaccatura che è tra la Lega e Fratelli d'Italia, che è all'interno della Lega, dove spesso si confrontano 2 o più linee, e che adesso emerge con tutta evidenza
anche nei confronti di Forza Italia, con le dichiarazioni fatte nei giorni scorsi da Tosi, da Zaia e quindi da Stefani. E quindi mi sento di poter dire siamo di fronte a una maggioranza che non c'è più, che si tiene insieme adesso per forse quello che è il collante del potere, lo vedremo. Si tiene insieme perché continua ad agitare alcune bandiere ideologiche, però diciamo è una maggioranza che secondo me in Veneto ha finito il suo ciclo politico, per cui dopo le elezioni amministrative ed europee si aprirà anche un'ulteriore fase. Per quanto ci riguarda, come Partito Democratico ci faremo trovare pronti rispetto alle prossime elezioni regionali. Quindi lei mi conferma di fatto che le europee sono uno step, l'obiettivo finale un po' per tutti sono le regionali del 2025, non solo per le forze del centrodestra, anche per il centrosinistra. Beh, le europee sono importantissime, lo sono innanzitutto dal punto di vista della politica europea, delle scelte che si possono fare. Da un lato c'è l'idea di un'Europa solidale, democratica, che esprima fino in fondo la cultura delle forze democratiche e liberali, dall'altro c'è l'idea sovranista di un'Europa che non riesce ad essere unita. Ecco, io Partito Democratico siamo schierati per questa prima idea di Europa, in cui naturalmente il Paese deve contare molto. Però le elezioni europee sono importanti anche per la definizione di rapporti politici, quindi non c'è dubbio che sono uno step fondamentale dopo il quale si vedranno molte cose e non c'è dubbio che per quanto ci riguarda, anche per la mia funzione di segretario regionale del Partito Democratico, quello a cui la scadenza alla quale guardiamo è quella delle prossime elezioni regionali, rispetto alle quali noi ci vogliamo presentare con un progetto nuovo per il Veneto, con una coalizione e con delle candidature che possono dare l'idea che in Veneto c'è qualcuno che può interpretare una nuova fase politica, visto che questo ciclo, dopo 30 anni di governo di Galan e di Zaia, si chiude e, come abbiamo visto, si chiude anche abbastanza male con le dichiarazioni di cui lei ha dato conto. Grazie Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico del Veneto. Noi torniamo ovviamente come sempre ad aggiornarci. Buon lavoro Martella. Grazie a voi, buon lavoro. Allora, siamo pronti a ritornare ad Ossona di Casier con Daniela Sizia per la tragedia del bimbo di 1 anno e mezzo travolto e ucciso dal papà domenica nel pomeriggio, poi il bambino è espirato martedì sera al Cafoncello per le gravi lesioni riportate, lesioni soprattutto a livello cerebrale. Una storia chiaramente tragica, ci sono comunque degli aggiornamenti e torneremo a collegarci con Daniela Sizia fra pochissimo, subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo giovedì a nord-est dominato dalla notizia tragica della morte del piccolo Matteo a Ossona di Casier. Ritorniamo a collegarci con Daniela Sizia. Buongiorno Daniela. Sì, buongiorno Christian. Questa mattina i genitori del bimbo sono stati invitati dai carabinieri e sono andati in via Cornarotta dove probabilmente gli è stata comunicata l'apertura del fascicolo per omicidio colposo a carico del padre che inavvertitamente ha investito il figlio e che nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia sul corpo del piccino per fare luce, per chiudere questo capitolo davvero tragico di quanto accaduto domenica. La mamma ha detto, ovviamente lo potete capire, sotto shock, ha detto abbiamo dovuto parlare con la bimba, con la sorella
di Matteo, gli abbiamo detto che il fratellino è volato in cielo, è un angelo, che il fratellino non tornerà più a casa. Ora la bimba, ci ha raccontato anche il nonno, viene già seguita da una psicologa per cercare di superare questa tragedia, perché lei ovviamente cerca il fratellino, lo chiama e quindi insomma è una situazione davvero difficile in tutti i sensi. La mamma ha detto: noi quella domenica dovevamo andare a fare un giro, ci ha raccontato, e è stato un attimo di distrazione, un attimo che ha stravolto, ha cambiato la vita, un attimo in cui il piccolo, come ci ha detto il nonno, probabilmente rincorreva questo pallone ed è finito sotto l'auto del padre. Possiamo solo pensare alla tragedia, allo shock. Ha detto: sono stati attimi davvero difficili, concitati, abbiamo preso il bambino, ha raccontato la mamma, e poi ci siamo precipitati in ospedale. Ma quando sono arrivati, insomma, anche la mamma ha detto, subito i medici ci hanno detto che la situazione era davvero gravissima, il piccolo era andato in arresto cardiaco, i medici hanno fatto davvero l'impossibile per tentare di strapparlo alla morte. Purtroppo però martedì il piccolo è spirato, lasciando davvero nel dolore l'intera famiglia, ma tutta la comunità che si stringe attorno alla mamma, al papà, a questa sorellina che adesso è rimasta sola, ma che è davvero avvolta in un abbraccio da parte dei genitori e del nonno. Il nonno stesso che ci ha detto era il nostro angelo che è volato in cielo. Quindi vi farei risentire nuovamente l'intervista toccante del nonno del piccolo, suo nipote. Come tutti i nonni, il nipote è sempre il migliore, no? Purtroppo il fatto è successo e non ho parole sinceramente, perché non me lo ricordo ancora davanti agli occhi e spero che sia veramente in paradiso. Un angelo. È proprio un angelo, perché proprio era biondino così, un angelo proprio. Senta, lei ci diceva solo questo, cercava di prendere un pallone come tutti i bambini. Sì, stava giocando in cortile e correva dietro il pallone e giustamente cosa vuoi, il pallone è andato sotto la macchina e così. Suo figlio come sta? Come vuoi che stia? Sai, quando uno succedono queste cose qua, passano 50.000 pensieri per la testa. È molto demoralizzato e dovremmo stargli accanto per superare questo momento critico. Stretti, soprattutto alla sorellina. Vivremo per lei adesso. Ormai diventerà il punto focale, purtroppo. Solo tanta disperazione. Questa qua ce n'ho io tanta, e figurarsi mio figlio e la nuora. Qui in paese, Christian, questa mattina davvero non si parla d'altro, tutti insomma stanno pensando al piccolo che non c'è più, questa famiglia, questa tragedia che li ha colpiti e insomma tutti stanno pensando a come fare per cercare di stare vicini, attorno, stretti a questa mamma e a questo papà e l'abbiamo detto prima, il sindaco stesso ha lanciato un appello, ha detto alla comunità: mi raccomando, state vicini a questa famiglia, fra l'altro una comunità che l'abbiamo ricordato nello scorso intervento già era stata colpita, segnata da un'altra tragedia, sempre coinvolto un bambino che era stato travolto da un cancello, lo ricordiamo, e che era purtroppo morto quasi all'istante, e dunque due lutti difficili da capire, da pensare, da accettare, come dice il sindaco, da accettare perché si tratta di bimbi piccoli, come diceva anche il primo cittadino, che hanno il diritto di vivere, quindi una cosa che non si può accettare assolutamente, ma e che per due volte insomma ha colpito la stessa comunità oggi, una comunità che è senza parole e sotto shock. Cristian, se non hai domande io ti restituisco la linea.
Daniela, grazie davvero per tutti questi aggiornamenti, a te e Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Chiaramente torneremo su questa tragedia questa sera nel corso dei nostri telegiornali con tutti gli aggiornamenti. La situazione è in evoluzione, come avete sentito da Daniela, i genitori sono stati invitati in caserma, c'è un fascicolo chiaramente aperto da parte della procura e un'autopsia che è stata disposta, quindi come sempre quando ci troviamo di fronte a queste tragedie i risvolti sono davvero innumerevoli. E veniamo a un altro caso di cronaca che aveva fatto discutere la Marca. Ieri è andata a sentenza la vicenda dei cosiddetti giustizieri dei pedofili e il racconto sempre di Daniela Sizzia, i fatti si erano registrati a Vedelago. Un piano pensato e studiato, la banda dei giustizieri che si era ispirata al documentario americano To Catch a Predator, in cui persone pedofile venivano incastrate da una troupe di giornalisti utilizzando come trappola una tecnica molto simile a quella ideata dai ragazzi, è stata condannata in primo grado. La sentenza riguarda i 2 maggiorenni di 19 e 20 anni della Castellana, mentre il terzo sta seguendo l'iter della giustizia minorile. Il giudice ha ridotto la pena rispetto a quella chiesta dal pubblico ministero, 6 anni e 3 mesi per il 20enne, 6 anni e 10 giorni per il 19enne. Il giudice doveva depositare le motivazioni. 90 giorni per la motivazione della sentenza, ha ritenuto assorbiti i reati di sequestro di persona in quello delle 8 rapine pluriaggravate che era la contestazione. Attendiamo la motivazione al fine di valutare poi se impugnare, come ritengo, la sentenza, posto che nel caso del mio assistito era documentato da parte del consulente della difesa, il dottor Kirna, un vizio parziale di mente. I giovanissimi tra il 2022 e il 2023 hanno agito nella zona compresa tra Vedelago e Campigo, trasformandosi in giustizieri dei pedofili. Dopo essersi iscritti in una chat per soli uomini, hanno atteso di essere contattati. Poi facevano scattare la trappola. Con taser immobilizzavano le vittime, le legavano, picchiavano e rapinavano. Arrestati dopo l'ultimo episodio a Vedelago all'interno di un casolare, la vittima un 50enne. Si tratta di giovani che vivono in condizioni di estrema fragilità in contesti difficili, come hanno sottolineato nuovamente le legali. Anche questo, sicuramente questo è stato un motivo per magari non comprendere il disvalore della loro condotta, ma pensare solamente a punire, diciamo, altri tipi di comportamenti. Si spera che insomma in un anno qualcosa abbiano capito. Sicuramente, anche perché hanno tenuto una condotta irreprensibile durante questa misura cautelare con tutte le prescrizioni, e già da 1 anno e 2 mesi che sono chiusi dentro casa, e parliamo comunque di 2 ragazzi giovani. Veniamo a un altro processo, sempre in tribunale a Treviso. Ritorniamo al pomeriggio di ieri, dove per l'omicidio di Fiera ci sono stati attimi di tensione in aula, minacce pesantissime tra fazioni opposte. Momenti di tensione dopo la pausa pranzo durante la seconda udienza a Fiume dell'omicidio di Fiera. Prima di entrare nell'aula della Corte d'Assise, il figlio e 2 nipoti della vittima si sarebbero avvicinati al fratello di Afrim Manciuca, 52 anni kosovaro, che colpì Colgeci con una coltellata alla gamba perforandogli l'arteria e lo avrebbero minacciato. Gli avrebbe detto che sostanzialmente erano stati fortunati la volta scorsa, ma che la prossima volta li avrebbero ammazzati tutti. Queste sono state le parole testuali riferite dall'imputato. L'udienza, durante la quale hanno raccontato la loro verità proprio i 2 nipoti di Ragip Colgeci, si è gelata. Qualche minuto e la persona minacciata, anch'esso indagato per concorso in omicidio, ha chiesto di rilasciare delle dichiarazioni spontanee. Il giudice Iuri De Biasi ha immediatamente chiesto la visione delle telecamere di videosorveglianza posizionate all'esterno della Corte d'Assise. Loro negano recisamente di aver mai proferito quelle minacce. È passato tanto tempo, si sono comportati sempre molto correttamente, si sono rivolti da subito all'autorità giudiziaria in maniera trasparente e cristallina.
non penso che se avessero voluto minacciare avrebbero atteso oltre 1 anno e mezzo l'avrebbero fatto in una sede di tribunale. Ora i 3 dell'altra fazione, quella legata alla vittima, rischiano di essere indagati per minacce, un fatto grave. Fatto evidentemente grave che se dovesse risultare accertato appare dimostrativo della personalità di tutti i soggetti coinvolti. In udienza i 2 nipoti della vittima hanno ripercorso quel drammatico giorno, hanno raccontato di essere caduti in una trappola la sera del 12 ottobre 2022 quando scoppiò la mega rissa e venne ucciso col Geci. I nipoti hanno spiegato di essere arrivati al bar La Mude in viale 4 novembre per calmare gli animi, ma sarebbero stati aggrediti da Afrim Manciuca, 52 anni, kosovaro, e dal connazionale 33enne Valmil Gashi, arrivati in forza con parenti ed amici. Un 20enne arrestato e un minorenne denunciato per un tentato furto in parrocchia a San Lazzaro. Rimaniamo a Treviso. Il più grande è 20 anni, il complice addirittura minorenne, sorpresi dalla polizia a tentare un furto in parrocchia a San Lazzaro sul Terraglio. Il primo, con alle spalle già diversi precedenti, è stato arrestato, il secondo denunciato a piede libero. È stato un passante a segnalare al 113 i 2 giovani incappucciati intenti a scavalcare la recinzione della parrocchia. Malgrado il precipitoso tentativo di fuga, gli agenti della volante, arrivata in pochi minuti sul posto, li hanno inseguiti e bloccati. Hanno portato una porta, spaccato un vetro, hanno rovistato nel piccolo magazzino degli attrezzi, si hanno fatto cose del genere. Cioè non è accaduto nulla di grave, però il grave è che sono persone che questi due ragazzi che abitualmente entrano saltando il cancello e fanno atti di vandalismo. È un dispiacere, dice Don Mariano, da parroco e da educatore, vista la sua lunga esperienza come rettore del Collegio Pio X, che vengano prese di mira chiese canoniche e che a farlo siano dei giovanissimi. Ma sono ragazzi che da molto tempo sono conosciuti e anche sembra che siano difficilmente rimediabili, perciò vivono un po' così. All'interno degli zaini la polizia ha trovato e sequestrato una decina di arnesi da scasso. L'arrestato ha consegnato spontaneamente il lucchetto reciso di uno dei locali della parrocchia che aveva ancora in tasca. Siamo pronti a raccontarvi l'umore dei bassanesi, non solo in merito all'inflazione galoppante. Siamo stati al mercato poco fa con Sharon Di Carlo, ma poi ci occuperemo in particolare anche della ciliegia di Marostica. Anche qui prezzi alle stelle per ragioni che vi chiariremo fra pochissimo. Di nuovo in diretta per questa prima edizione dominata dal fatto di cronaca che vi abbiamo raccontato in presa diretta da Dosson di Casier, il piccolo Matteo travolto e ucciso dall'auto del padre. È successo domenica a Dosson di Casier, il piccolo è spirato dopo 2 giorni di agonia al Cafoncello. Mamma e papà sono stati invitati in caserma dei Carabinieri, si apre un fascicolo e sul corpo del piccolo è stata disposta l'autopsia. Ovviamente è il fatto del giorno, su questo ritorneremo in tutte le prossime edizioni dei nostri telegiornali. Ci sono poi i temi dell'attualità, attualità che è dominata dall'inflazione, prezzi che continuano a correre. Questo il Mattino di Padova pochi giorni fa, inflazione a marzo, il Veneto è maglia nera d'Italia secondo l'Unione Nazionale Consumatori, con un aggravio medio pari a 399 euro su base annua per famiglia, è la regione più cara dello stivale. Il Friuli è al terzo posto tra le città più care del Veneto, Venezia e Padova. Venezia che è sesta, Padova che è nona, quindi continui salassi, è diminuita la corsa rispetto a un anno fa, questo è del tutto evidente, ma appunto i prezzi continuano a rimanere alti. Sharon Di Carlo ha sentito, ha tastato l'umore dei bassanesi al mercato. Cos'è che è aumentato molto al supermercato? Un prodotto in particolare? Ma in generale un po' tutto, tranne quei prodotti così che non servono a nessuno, così tanto per mettere prezzi bassi, tutto quanto. Dai detersivi agli alimentari, carne, frutta, verdura, pesce non ne parliamo. Che cosa si rinuncia oggi per fare la spesa? A vivere praticamente. Quando io faccio la spesa al supermercato, spendo sempre 2 o 3 volte quello che spendevo prima.
E c'è qualcosa in particolare che è aumentato? Ma no, io vedo tutti i prezzi sono aumentati, molto. E dicono che è abbassata l'inflazione, ma non è vero. Anche la benzina? Soprattutto io che vado in macchina da Castelfranco, Bassano, Montebelluna, giro un po' i mercati perché aiuto mio figlio al mercato e lo so che la benzina costa, anche stamattina l'ho fatta. Per quel che mi riguarda ho notato molto aumento nella frutta e verdura, che io sono non vegetariana, ma insomma frutta e verdura parecchia. Poi dopo tutto, ragazzi. Ma si rinuncia a qualcosa oggi per fare la spesa? Si pensa molto. Gli alimentari tutti, soprattutto le verdure. Si rinuncia a qualcosa oggi per fare la spesa? Sì. A cosa rinuncia lei, per esempio? Beh, intanto a prendermi le cose che vedo che mi piacerebbero e perciò rinuncio. Quanto oggi è aumentato fare la spesa? Tantissimo. Io sento mia moglie con 100 euro 2 borsetti, adesso una. Così. Quanto sono aumentati i prezzi al supermercato? Abbastanza, direi. Sì. Cosa in particolare? Beh, anche i generi di prima necessità, il latte ad esempio, penso al pane che ha prezzi esagitati, un po' tutto direi, la carne, il pesce. Penso alle famiglie che hanno un paio di figli, sia dura per loro perché tra le spese di manutenzione della casa e le spese per i figli penso sia difficile. E come avete sentito, contro questa spirale inflattiva si è mosso anche il Partito Democratico, che ha presentato nelle ore scorse un'interrogazione urgente al Ministro per il Made in Italy, alle imprese, Adolfo Urso in particolare, contro l'aumento dei prezzi della benzina. Il tema è sempre quello delle accise. Adesso però facciamo un focus specifico con Monica Smiderle sulla ciliegia di Marostica, perché sembra essere stata risparmiata dal maltempo di questi giorni, ma non dal freddo. Come sapete è un prodotto particolarmente delicato, soggetto quindi alle bizze del tempo e non solo. Quindi adesso Monica Smiderle ci racconta tutto. Siamo a Pianezza e con me c'è Giuseppe Zuec, che è presidente del consorzio della ciliegia IGP di Marostica. Allora Presidente, alle nostre spalle ci sono dei bellissimi ciliegi, facciamo il punto sulla stagione. Allora la stagione si presenta bene, abbiamo avuto un'ottima fioritura e una buona legagione, le api hanno fatto altrettanto un buonissimo lavoro e i risultati si vedono. Fino adesso la ciliegia ha finito la scamiciatura e sono abbastanza avanti praticamente. In questi giorni si registra una riduzione delle temperature rispetto a domenica, quando abbiamo registrato anche 29 gradi. Adesso le temperature si sono notevolmente abbassate. Questo può rappresentare un rischio, Presidente, per le ciliegie? Guardi, se non gela non crea problemi, se fa un po' più fresco non è male, perché la ciliegia con il fresco matura gradualmente. Sappiamo che ci vogliono 40 giorni dal momento della fioritura al momento della maturazione della ciliegia. Allora se in questi giorni fa anche un po' fresco, un po' più fresco, non crea problemi, anzi vorrei dire che sotto certi aspetti per la ciliegia con il fresco matura gradualmente, quindi in pratica ha il tempo per fare una pezzatura più grossa, questo è molto importante. Il grande nemico dei coltivatori di ciliegia è sicuramente la grandine. In questi anni sono stati posizionati dei sistemi antigrandine con dei cannoni. Vi mette al sicuro questo sistema? Vi sentite un po' più tutelati da questo punto di vista? Guardi, l'arma che combatte la grandine non esiste. Di fronte a certi temporali, non è possibile riuscire a fermarla, certi uragani soprattutto. Però di fronte a temporali medi ha dimostrato la difesa attiva che è stata messa in piedi in questi anni, coi cannoni, ha dimostrato una sua validità, anche perché tutte le difese attive sono in fase
sperimentale. Non esiste una sperimentazione dove dà risultati certi che quel tipo di difesa è sicuro al 100%. Siamo sempre in fase di sperimentazione, da sempre. Quindi va mantenuto questo tipo di difesa, consapevoli che di fronte ai uragani non c'è niente da fare, però di fronte ai temporali medi ha dimostrato, ripeto, una sua efficacia. Tra quanto mangeremo queste ciliegie, Presidente? Allora, siamo già oltre a metà di aprile, ripeto, 40 giorni di tempo dalla fioritura, andiamo verso i 6, 7, 8 maggio. Dipenderà molto da quanto fa fresco. Se il freddo è troppo forte, cambia, rallenta ancora di più. Certo non credo che geli, non penso al gelo. Sono fiducioso che un po' di fresco c'è, sicuro è previsto, però non siamo preoccupati per il fresco. Quindi verso i 7, 8, 10 maggio avremo le primizie dei ciliegie IGP di Marostica, le varietà precoci, mature. E quindi questa è la tempistica, grazie a Monica Smiderle e al suo ospite per averci appunto raccontato di questa prelibatezza veneta. Noi ritorniamo alla cronaca. In ultima battuta è tornato in carcere, anche questa è una vicenda che aveva fatto discutere il poliziotto, l'ex poliziotto Ivan D'Amore, in forza allo scalo aeroportuale di Venezia, sospettato di gestire un giro di prostituzione d'Altoborgo. L'uomo 30 anni che aveva la misura cautelare dell'obbligo di firma è stato fermato lo scorso 25 marzo all'aeroporto di Catania. Aveva chiesto un permesso per accompagnare i figli dai nonni con 3.000 euro nascosti nella biancheria intima. Il telefono era sotto controllo e dalle conversazioni gli inquirenti avevano intercettato uno strano movimento di soldi. Una volta sbarcato è stato fermato in auto con il padre perquisito. I soldi sono stati trovati dentro le mutande. Così lo scorso 12 aprile è scattato l'inasprimento della misura ed è finito nuovamente in carcere. Nelle scorse ore si è svolto l'interrogatorio di garanzia, ma il trentenne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo l'accusa, l'ex agente di polizia, tra l'altro anche ex dirigente e rappresentante di circolo a Preganziolo di Fratelli d'Italia, l'ex poliziotto e una colombiana avrebbero gestito un traffico di prostituzione all'interno di 3 appartamenti tra Treviso e Martellago. Vi ricordo poi che nella nottata a Mansuè c'è stato un infortunio sul lavoro all'interno di un'impresa di componenti di arredo. Un uomo classe 1975 ha riportato delle lesioni gravissime alla mano sinistra. C'è stato poi un incidente mortale sempre nella notte a Gradisca di Sonzo sull'A34, dove è deceduto un motociclista di Mestre di 66 anni. Anche su questo torneremo questa sera nel corso dell'edizione veneziana dei nostri telegiornali. E poi il fatto che vi abbiamo raccontato nel corso di questa prima edizione la morte del piccolo Matteo ad Ossona di Casier, travolto nella giornata di domenica pomeriggio dall'auto del padre che era in retromarcia nei pressi dell'abitazione. Questo bambino che vedete in foto stava giocando a pallone, così ci ha riferito anche il nonno che avete sentito intervistato da Daniela Sizia. Il bambino stava giocando, è stato travolto dall'auto, quindi in retromarcia. Di lì la corsa in ospedale, una situazione davvero critica. Il bimbo, 1 anno e mezzo, è deceduto nella serata di martedì dopo 2 giorni di agonia. I genitori sono stati invitati dai carabinieri a comparire in caserma. C'è un fascicolo aperto chiaramente e sul corpo del bambino è stata disposta un'autopsia. La comunità di Dosson e non solo è chiaramente sotto shock. Vi ricordo in ultimissima battuta che dopo di noi ci sarà un documentario dedicato ai grandi nomi che hanno fatto la storia del Friuli Venezia Giulia, e poi il film del 1990 Kill Me Again, un thriller, insomma un film cult degli anni 90. Vi lascio al meteo, ringrazio Francesca Pezzo e Alberto Pivetta dalla regia. Per il momento è tutto, rientriamo in diretta alle 18:30. Grazie per la cortese attenzione e buona giornata. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo.
La circolazione atmosferica subisce importanti modifiche, arrivano diversi impulsi perturbati e aria di origine artica, dunque decisamente più freddo per la stagione dopo il caldo record degli ultimi giorni. Vediamo insieme i dettagli. Sul Veneto la grafica di giovedì 18 aprile evidenzia un tempo piuttosto instabile. Avremo infatti fenomeni sparsi e intermittenti, in esaurimento tuttavia entro la sera, limite della neve sui 1200-1500 metri. Temperature in calo, minime tra 4 e 8 gradi, massime tra 11 e 15 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo nuvoloso e coperto, con la possibilità di qualche debole precipitazione locale, specie nel pomeriggio. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime sui 13-16 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà nuvoloso e tempo variabile, con possibili locali rovesci nelle ore pomeridiane. Temperature minime sui 5 gradi, massime intorno ai 13-14 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.